forse più importante. Dunque siamo qui anche quest'anno ad allietare una delle vostre serate di carnevale. La commedia che abbiamo scelto porta il titolo di Croce e Delizia. Scrittore della commedia fu Edoardo Scarpetta, che volle mettere in risalto senza dubbio quella che era la miseria che imperversava nell'Italia meridionale alla fine dell'Ottocento. Ovviamente l'ambientazione che noi abbiamo scelto è quella tipicamente siciliana. Certo. Protagonisti sono Pasquale e Nicolino, che insieme alle rispettive consorti Carmela e Lucia cercano disperatamente di procurarsi ogni giorno del cibo, disperatamente. Quindi loro non esiteranno ad accettare la proposta di un giovane marchese, convinti che possa fare con loro una buona figura con il cavaliere Paolo Pignata, che è il padre della ragazza Elena. Quindi a questo punto i personaggi principali dobbiamo dire per forza. Personaggi in ordine di apparizione: Carmela, Nunzia Branchina; Lucia, Mariuzza Mirenda; Pasquale, Saro Puleo; Don Giacomo, Antonio Di Stefano; Nicolino, Luca Vinci; Marchesino, Pignatelli, Salvo Catalfo; cameriere, Turi Sant'Angelo; cavaliere Paolo Pignata, Angelo Russo; Maria, Lucia Finocchiaro; Matteo, Salvatore Mazzeo; Elena, Agata Foco. Allora, prima di iniziare, vi informiamo che, forse già lo sapete, rispettate il silenzio e inoltre vi invitiamo a spegnere i cellulari. Vabbè, non garantiamo nulla, la qualità, non è che siamo attori, granché, comunque vi... Va bene, scusate. A questo punto non ci resta che augurarvi buon divertimento.
Simone, ma stasera quando viene mio marito sa decidere. Io qua non ci ho visto le più. Ma, cara, si fa il finita, mi fanno la spinta. Va bene, ma quando viene mio marito sa decidere. E musica, mucca, marito, ma almeno fosse vostro marito pensavero. E chi se è vero? Chi se è vero? Donna Carmela, però chi se troppo, ora basta. Ma di chi? Non è la verità? E sì, è proprio sta verità, che mi fa sempre più povero che da casone. Ma come a picchiare che mamma la sorte, Niente, non ci chiedi, piangi. Ma sono una stupida, Ma compagni, tu non sai di che? Ah, fam, prima non vanno a ragionare, io non so che tu aiuti. Non volete scusare, per favore. Ma di che? Del resto è vero. Quando conosci a Nicolino, non sapeva che era maritato. Gli è diviso da mucchiere. E che era un povero disgraziato. Ma quando sappia troppo tardi. Ora, poi c'è anni che si mantiene. Ma Nicolino mi vuole bene, io mi ci affezionare. Ma c'è anni di pene mi stangaro. Ma potevo la piangeria che aveva tutti penduci impegnati. Ma ora basta, non ce la faccio più. Da così non si può continuare. Io me ne torno al paese dei miei frati. A me in albergo, che a me non ci va d'ogni una mano. E che che me lo mangio me lo guadagno. E poi Nicolino senza di mia. Potessi tornare con suo mucchiere. E forse è meglio per tutte e tre. Ma e chi lo sa, tutto è destino. Ma come mai non abbiamo detto tutte e due al volte? Ma meglio che ritagliano, così guadagnano. E stasera si mangia. Io non so, però mio marito quando uscì mi disse che oggi a fare da lassa una persona importante. Credo ho ricevuto un bancolotto. No, ma Nicolino mi disse, ma stasera aspettate a me a per mangiare. E perciò aspettiamo, no? Che aspettavo e sosperavo. Ah, poverete che sospirate magari voi. Io facciamo insieme una bella sospirata, va? Morte subitaria, ma non da faccia si può sospirare, va? La mignotta! E il brutto disgraziato non poteva morire dopo. E allora niente buscato. Sta come buscai rupugna e ancora pisi già andate e stremare. Che si sarriava un po' roba. E anzi, meno male che potrei scappare. Vedi tassette. Allora, perché avete trattato un'ora di tasso? Sai come si cade pronto? Tu? Bagionica! Fa quando cade cavolino, fate questo, sì. E accanto lo sono me. Anzi, sai che mi dite? Quando vai a chiudere la porta prima che venire. No, grazie, non manzete. No, Ceressi io venni. Volete quanto come viene sua? Quasi sicuramente finisce con prima esame, vero? Caspita, e come avete indovinato? Ah, non già! A questione di intelligenza, No, è che siete imbroglioni e avete una faccenda. Io voglio samisi cavanzu. Io pago i tassi e soldi non ne vedo. Oh, capisci tu che mi a fare, sì o no? Oh, e vabbè, ma non faccio dovuto, ah! Ah, prendete conto quando è che avanza? Ah, per esempio, che stiamo qua?
incurie, no sei. E poi l'anno non è che è passato tutto, ancora. E a voi, un mese che mi pasco, volete stare un anno nella mia casa. E a voi non solo questo, io per aspettare a casa a due. E ora siete quattro. Ecco, questo è il punto. Quando mi pagano pulire, io pago. Potete stare tranquilli. Nicolino a voi non vi va e voi non vi date. Bella tranquillità. Torniamoci. Sentite che me sentire dire, oppure. Quando è che mi fate? Non sapete dire? Quando voi pagate a lo faccio in casa, io pago a voi. Se mi riscoprite. Maledetta, anaga, cavannaga. Da quando mi portai un caino, a voi, e al dauso che non finito. Passai i guai. No, i guai passai io. I passai io i guai. Passai No, i guai, i passai io. Non mi scerriate. Power guai, lo passai io. Siete tutte e quattro uno di un rugionino. Avete una faccia rindai. Ma poi come poteste venire a cascare tutte nella mia casa? Ma io ho ottenuto sentenza di pignoramento e sfratto. Domani vengo con l'uscieri e vi pignorio tutto. C'è a pignorare che non c'è. Magari state sotto ci pensavo. E ora facciamo. Don Già, ma non procederà così, per favore. Vi chiedo di avere un po' di pazienza. Quando vengono puliti, ne mettiamo l'accordo. Magari che ne impegniamo l'occhio. Ci facciamo male di sto sole. Può stare tranquillo, ve lo giuro. Paura di Don Pasquale. E va bene, me ne vado. Ma che ho dato voi? Sì, e mi sbocco da giocare cenetta e che ora voi. E sogno disposto anzi per una cosa. A rinunziare ai soldi. Però è importante che non lasciate la casa lì. Sì. Me ne stai prima che mi picchia una morte subitata. E ascoltiamo a te, vai. E a donne volete, a così sono morite, per vedere chi sono di cavallo. Sì, almeno a casa a voi. Broglione, lasci e delinquente. Amo. Quando vai sulla porta, oh, che brutta giornata oggi, io non lo so. E che male salata che si prepara. Non sono morti di fame, spubblicati e rimproverati. E sa come va a finire. E che peggio così come può finire. Oh ma, ci pensate quando mica la mangiare? Cade quando in cara non potevo impegnare niente. Oh,
Ma quando si mangia lui? Come quando si mangia? Ma tu non dici tu quando si mangia? Ai, non è dire! Aiuto! Mangia! Ma un mangiare fantastico. Ai, non l'aveva buttata! Ma perché sospettavo la mia? Vuoi sapere che pericolo? E tu più grosso. Stasera? E poteva essere un musso che ti imparava a mangiare! Ma non mi dici se quando tornavi tu si mangiava? Ah, muta stati, arri stamattina. Che sono osservato, che la pedina non è male. Detto tavolino e ne ha buscato manco un sorso. Ma no, dopo una mangiata di chista, vuole una bella fumata. Io sì che mi chiede a toccare molte fame. No, Ma già ne stai un fredda fritta. no, Davide, stavo sai che ti dico? Prima che ti va pure, battendo da banna, io parlavi in piatta, a così ti fai io. Ci scherzi! Bottiginetta, buonannette vagabondo! Carmela! Un po' per contento! Non facciamo ridere certi ridini! Pensa che io sono l'uomo! Tu sei un figo! Tu sei un figo! Dammi che ci sarà questa finita, assassino da mia vita! Ma come non dà fronte? Che non ti capacitate? Vezzi i mani, ma io non ne voglio! Io te lasso solo e meglio che sono figlio di cicale! Vagabondo! Chi tu era cicala? Ma io... Tu sei te! Muta stare muta! Assassino da mia vita! Io te lasso, me ne vai! Io te lasso e rifrisco! E abbatti, capisci? Io non lo so, va! Ma volta sta bene! Buona università! Questo succede quando uno non conosce bene le femmine! Quando non si sa scegliere la compagna della propria vita! Adesso Lucia, e na niente mucchieri, donne intelligenti, comprensiva, ubbidienti, niente. Brava Luciuzza mia. Ora, sai che ti dico? Ti prego, ti faccio un esce, ti faccio fare un passo. Ti levi Sta vesti e ti metti questa stissa? ti levi su mandare, e che ne esce può mandare? Ti metti i capiti e ti porto alla villa. Ti faccio sentire come si prendono il gelato certi signori. Ti piace? Penturato, consuma casa dei delinquenti! Disgraziatissimo! Lucia, per favore non ci diamo soddisfazioni a certe persone di bassa condizione. Oh, tu stato in bassa condizione! Noi ne siamo tutti su terra! A come puoi parlare? Lascio rame vita, rame roba! Senti, chi se la tua sentenza? Su tempo di orna non mi porti! 20.000
come mistero. Ah, pur può sapere quello, è dottore. Sta proibendo una popolazione di fare questa salassa. Perciò non c'è ignoro che non si senta la morte di 3-4 persone. E che è giusto, perché ogni tanto sangue vuole nascere. Non trovando nessuna porta rinisciuta, che cosa? Si fermano fuori e si muore di morte repentina. Come dai a dire, va? Di morte subatanea. Se invece si facessero salassari, tutto questo non succedesse. Perciò oggi la gente muore per troppa pienezza di sangue. E noi moriamo per troppa pienezza da fame. Una volta, facendo il scrivano, guadagnava buono. Ora non è più a così. La gente non è più ignorante. Sanno leggere, sanno scrivere, basta solo mettere insieme due parole, spiccino documenti, spinocchino carte, scrivono lettere e non guadagno più, ma tu che ti fai mangiare? Ma perché sei ignoranti? Perché tu, da una domanda che fai, da 20 parole, fai chi ne c'è? E la gente non torna più. Ah, poi chi c'entra? Qualche errore ogni tanto capita, ma poi, come si dice, mangia, fa, butti. Sì, ma tu fai il cucinarti che va sempre qui da me. Sull'umordine e benedice sotto cavallo. Ora facciamo una bella cosa. Tu fai la finta casa morta. Io ti ciangio. Ma così mi faccio dare i soldi per il funerale. A poi andiamo a chiamare i femmini e ne portiamo fuori a mangiare. Ti piace? Sono tu a poter fare una pensata ai chisti. Ma per cosa la vuole? Speriamo che non ti riesci a bastonare. No, forza, forza. Don Pasquale! Don Nicolino! Don Pasquale! Dai un rivallo! Don Nicolino! Arriva! Ma che avete deciso di fare? Non so voi. E cosa vuoi? E poi, come supporto? E a un supporto? Camposanto, volete lasciare qua? Camposanto? Chi è colpa da solo? Qui è che fa che funerale? E che ci abbiamo contato?
affari vostri sono. Ma per me può stare qua 100 anni. No. Io sono qua a scomparire. Io voglio a casa libera. Non sapete che faccio? Chiamate la carrozza del comune, che non costa niente. È interessante che domani sera liberate la casa. Ma! La carrozza la porta mai a fare compare Nicolino, mai! Oh, meglio qua! Non fanno non state coglioni i soldi! Ma non di cassare! Ma magari perché ti sapete una classi! Sapuna classe! Ma voi fate? Su fosse per me, mi mandassi con carrettura la monnezza. Ma non diciamo da solo! A vostro prato, ma no, con carretera la pizza! Ah! È buono, ho capito. Come si può dire? Quanto sono? Ma che decidi? Ah, come non sentisci che sono picco? Oh, io non dici che non ho! Non mormoriare, ma non deve ne esce, sa? Ci sono già! Che s'arrugna un po' dolori! Oh, Giacomo! Ma che ci vogliono? Minimo 10 12.000 lire! Boom! E che fa sto santo? Stiamo pensando, era io! E poi me la stavo ritto! Che prima di morire voleva sparare magari i bombi e 50 metri moschettelli! Oh no! Senza ancora vero, beh! Per me ci rissi un sacco! Vabbè, Salve perché... santissimo paziente! No, venite qua! Però, per ogni stagio non voglio sapere più niente! Se non manco che esce però! E a domani voglio a casa libera! Quanto sono? Non bisogna dire! Ma non deve ne esce questa voce! Oh, ma non capite che io ho dolore che mi fa sparare! Sentite! 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fammela lì. Domani, dopo il funerale, ci sbarazziamo la casa. Siete contenti? Io sono più confuso che persuaso. Ma che lo doveva dire? Che Nicolino mi stava per Cain, No, che mi faceva pensare a sta tesoro. Vengo domani e mi raccomando, domani sera voglio la casa nostra. domani non Va bene, domani non ho trovato. poi c'è un'anima su. Ancora. Due. Sì. 4. Oh. Ora andiamo a chiamare i femmini. Tizza tizza. Pagando mensu! Pico tu fritto e baccalaro. Prima la sapata non è Devo cantare. Oh, bussa già. Che da parte sei a morire vero. Quando appena mangiò.
un volto di carta bianca. Ah, chi c'era qualche oggetto prezioso? No, no. Ah, ma chi così mangiare? No, sì. Cioè, no. Oh, sì o no? Cioè, sì. Su così mangiare, ma non l'uomini. E allora quei film? No, né uomini né manco film. Ora dovete sapere che oggi questa casa sventurata, io ce n'ho un'altra di partite vecchie. Ora, lei sa immaginare che ci sono surgi che parlano con il che parlano con c'è i mesi altri e lei trovato morto. Allora, io che feci? Sono andato da macellaio, cattai un pezzo di carne e passai da farmacista. Questo ci ha fatto 2 iniezioni di veleno potentissimo. I surgi se lo mangiano e morono finalmente. Ora, la mia preoccupazione qual è? Che surgi l'avesse ingaggiare qualche piccerino. Muore di sicuro avvelenato. Ma c'hai a dire una cosa? Sta carne, consuma bene. Fa morire solo i piccini. No, picceriti, uomini, femmine, ranni, nidi, tutti, è un veleno potentissimo. E ora come faccio? A cucciolino? Ma adesso non ce l'avete Ah, no, ho da sapere. Don Nicolino, me l'ha saurito. Cagno in mezz'ora, la va e io, al rispetto alla sua volontà. Magari il gioco era curioso. Vi saluto. Mi raccomando, domani sera voglio la casa libera. Gli associati s'involto, non ce lo fate toccare a nessuno. Perché poi? Precipiti è pericolosissimo. Perché? Poi c'è una cosa. Sono 3 volte. Per Giangiri ciapi. Che pauri! Oh! Questo romano, trovato morto per davvero. Pasqua! Poi, me ne manco una mia. Vieni da tornare perché c'è un marchesino che ti cerca, che tu dici sempre bellezza mia. E a Palluccio. E tu? Tu perché tornasti? Andiamo come cerca. Addio, i carabinieri. Ma passi il bicchino. Permesso? Posso, bellezza mia? Oh, Marchesino, Andorone. Prego, sta qua. E già. Sì. Nicolino. Presente il Marchesino. Lui è il padrone di casa di quando avevo la putia di Savassadore. Marchesino, ma come sta papà? Tutto a posto? Ma ci va ancora per questi figli? Ma certo, sempre, bellezza mia. Mo. E allora? Non lo so quale presentare. Mancini, Camburizzo poi. Ah, diciamo, no? Battistini, Bartolotti, Battimenti, Marchese di Borgo Pignatelli. Via di questa. E lei? Nicolino a campo di stato. Tanto piacere, bellezza mia. Il piacere è tutto mio, quittezza mia. Sei già l'uomo, la pare in calendario sano. Ma come so fare? Ma basta solo Marchese Pignatelli, oppure via di questa.
sti pignati. Questo Paolo Pignata è stato cuoco fino a poco tempo fa, poi fece fortuna e adesso è diventato cavaliere ed è ammalato di nobiltà, mio caro. Pensate, bellezza mia, che non mi vuole dare la piccola pignata perché vuole... Pignatuni, una guarara, una cosa più Perché vuole che porti in casa mia, in casa sua, i miei parenti. Ma i miei appartengono ad una schiatta di blasonati. Una schiatta di blasonati. E non si abbassa ad andare in casa pignata un semplice cuoco, bellezza mia. Dunque, per raggiungere lo scopo che mi sono prefisso, ho deciso, d'accordo con la mia fidanzata Elena, di portare in casa pignata un vino padre. E così ho pensato a lei. A me! Sì, mio caro, proprio a lei. Voi sarete mio padre, il marchese Ulderico Pignatelli, per esempio. Sì. Già che si trova qui questo vostro amico Pavarino. Lui sarà il principe Lanfronio di casa nostra, per esempio. Come? Lanfronio, FR scorrevole, mi raccomando, Lanfronio. un ne piglia sti nulla queste ciate cose. Perché sì? Ma non crede che suo padre se ne accorge. Ma non essendo tanto istruiti noi, specialmente io, Comunque, come coraggio ci siamo. Come coraggio? Ma come istruzioni? Stato com'è? No. Ma non vi preoccupate, state tranquilli, bellezza mia. Il cavaliere Pignata è tanto buono, tanto ricco, ma tanto ignorante. Come a piglia? E poi, bellezza mia, è tanta la voglia matta di imparentarsi con gente nobile che non capirà nulla, bellezza mia. Allora, accettate? Sono cose d'uomo. Ho veduto per un mese. Ci diciamo sì? Marchesi! Accettiamo. Oh, ecco. Dunque, io sogno il principe, le calcio e ho. Sì. O principe la Bretagna. Sì. Casa d'oro. Comunque, marchesino, andando a casa di un uomo, cioè, sapesse a mangiare, no? Ma certo, bellezza mia, pensate, pranzo luculliano. Come parla chi? Comunque, ecco il biglietto di casa Pignata. Mi raccomando, via Quarara, numero 22. Ma credo che non ce ne sia di bisogno. Lo metto qui. Vabbè. Facciamo così. Più tardi vi lascerò i costumi per vestirvi per domani. E che andiamo a fare un pane? Ma se ho detto poc'anzi che per vestirvi da marchese da principe, mi scusi. Comunque, domani mattina verrò qui, in casa vostra, così proveremo come vi dovete comportare. Nel pomeriggio andremo a casa della mia dolce, adorata, sentimentale. Parlarrati. Guarda, se la passa scarsa, Questa è eloquenza giudiziaria, si chiama. Andremo a casa della mia adorata Elena, bellezza mia. Perfetto. Stamattina. ci sei.
cara, bellezza mia, mi dispiace. In verità, io ce l'ho una vecchia zia, proprio la principessa di Casadoro, moglie di Lamprone. Però è tanto ammalata, è piena di acciacchi, e da prima che non esce più di casa. Lo sanno tutti, bellezza. Mannaggia. Comunque, non ti ammischiare nella mia posizione di più. Niente Marchesi, da signore. Oh, e va bene, non parlo più, però mi pare giusto che oggi venite a bere, a mangiare, a divertire e non si un momento. Cavaliere Pignata, Non usa pareggi. via Guarara 22. Questo mi può sempre servire. Senta, bellezza mia, Sì, state tranquilli per mangiare che penserò a tutti quanti voi. Quindi, ora purtroppo devo andare. Sapete, per il marchesino gli impegni urgono. Capisco, anche io sono marchese, non marchesino, marchese. Appunto. Marchese Ulderico. Arrivederci. Minghino. Principe Lanfronio di Casadoro. Arrivederci. Mi raccomando. Pronto? E ne andiamo lì. Arrivederci a domani, bellezza mia. A domani. Senti, io l'hai parlato, Dai, ne siamo. Ma vedi che hanno ragione, Lucia. Anche a me pare giusto che faccio mangiare. Venite, no, ci entriamo a telefoni, Non sì. Tu oggi ti stavo venendo a chiamare. Guardate, guardate. Mi sta vedendo chi sta? Uno. Due. Sì. Oh. 4, 5 e 6. Oh. No, ci stiamo venendo a chiamare. Venite ora a mangiare. ma come l'hai visto questi soldi? Secondo. Ci scippiamo un bacione di casa. Dai, stare. Ora mi picchiamo una carrozza e andiamo all'Ognina e mangiamo e viviamo alla gran faccia. Finta cosa schifusa, scurridiosa, tinta, pilucciosa, taccagna. Non ce ne essere più tinto mondo, legato alla lira, alle sorti, cane, disonesto, fetuso gragnato. Non solo non mi fate a casa, ma sbaglioci. Io domani vengo con lo sceriffo e bevo fuori a tutti. Anzi, ora faccio una cosa. Facciamo le carabinieri che venite ora. Troppo bello era per essere vero, A sto punto, vai a dire così, siamo veramente faccio morti di fame, disgraziati, sventurati. Confermo,
Casalori. Ah, mi giocava in natura. Ah, io non lo posso chiedere. Oh, vi ho portato i vestiti. Ah, che delle marchesi e de Ricci. Ah, ecco, io vabbè, andiamo per lui ci sono tutti e due. Vabbè, Marchese è quello del principe. Vabbè, buonasera. Buonasera. Signor padrone, a tavola capanna è tutta apparecchiata. 12 posti? Sì, signora, 12, come 5 del lato, 5 dell'altro lato e così la signorina capitavola, giusto? Benissimo. A stanza vai chiusa. Prima che ci passiamo i figlia. E finisce la sorpresa. Sì, aiuto, non ti trastorna. Però ci voleva consigliare una cosa. Tutti i pisciuri da panna, lo fanno mica su assai e do la testa. E poi non stanze morto. Ma che dici, cretina? Da una delle grandi feste tu dici queste parole. Ah, ma pare che ti do auguri. Tu capisci? Scienza, mi scusa, ma io lo diceva solo perché so che mettevo accanto a Saluni, solo che è più grande, ma stanno meglio. E poi io, come potessi augurare mai una cosa brutta alla signorina? Ossia, lo sape quando la voglio bene. Basta, non fare così. Io non ti ho rimproverato. Lo sai che va bene a mie figlie. Del resto, ora avevo tanti anni che sei cane. E mia figlia, senza macina, si è affezionata a te. Tu non sei la cameriera, ma sei consigliere, vero? Sì, chissà è vero. A signorina non fa una cosa senza prima dire milla. E io la voglio bene come una figlia. A meno che non ne possa avere il cuccio sventurato di mio marito. Sentirà, ma come mai tuo marito te la sa? Tu che sia così buona. Non me la sa, Guido. Che lo lasci tu? Canale, la coppa fotte due cose. La fame e nasce a parlare. Giochi di chiasso. Ai, ai. Ho capito. Non ti picchiare in collera. Paghi della vita. Comunque, pensiamo alla festa di oggi. A proposito, Maria, non credo che ci regista a mia figlia, do pranzo e ti invitate. Deve essere una sorpresa. Stia calmo, cavaliere, che io ne hai detto niente. Vediamo a già aggiungere un troppo. Ah, del resto magari mia figlia dice che è una sorpresa più mia. Sentirà, ma tu non sai chi è questa sorpresa? Come può dire? Signor padrone, io niente saccio. E va bene. Senti, a proposito,
quando ci sono le metati, gente strana, non mi chiamare signor Pacione. Questa gente può pensare che io, perché sono ricco, ritengo della servitù tutte queste attenzioni. Io non ci tengo. Chiamami Cavaliere. È più facile e più nero. Ti piace? Sì, signor padrone. Volevo dire cavaliere. Permesso? Avanti Matteo, avanti. Tu dici Cavaliere. Quando vuoi Cavaletti, che la posta si porta andare con te. Anche tu sporti, sì. Ma sono gente, Cavaliere, faccio. Magari quando sono solo. E che non te ne freghi più. Non te ne freghi più, Cavaliere. Oh, vai. Così pensare. Ah. Cavaliere Pignata, mi dispiace. E chi sta non ci voleva, e la famiglia Nicosia, che era un po' bene. Perciò, siamo quattro meno. Ah, prima che dici stavo già lizza. Signor Pignata, stu credi? E che manco Cavaliere ci mette? Buono, non ci si cade vero. E giù 12, siamo 5. Don Giacomo, siamo che? Suo figliali, io e me figlio. Lo sapevo io, troppo poco, troppo poco. Ah. Bella, affascinosa, mi pare una bambola di porcellana e di biscuiti. Farai onore a tutti in metà. Scappato. Ma a quali metà, papà? Ah, ecco la sorpresa. Ho invitato 10 persone in onore del tuo compleanno. Ma ora ricevisti tu lì e 7 a me. Perciò saremmo 5. Troppo poco, troppo poco, troppo No, poco. papà, non saremo poco. Come compleanno non poteva festeggiarsi più felice di questo e un pranzo non poteva capitare più opportuno. Sono sogno contenta, papà, Cosa tanto piacere, ma non capisci? Bene, ti spiego subito. Non tu dissi che c'era una sorpresa a Pittia. Il mio fidanzato, un marchesino, sta vivendo un capo, un sommaggi. E suo zio ti chiede di dire la mia mamma. Ma allora mi dà la sorpresa! Allora cosa tu non inizia così all'improvviso? Ma è proprio vero! Sì, papà, i punti giù perché mi vuole troppo bene. E ora vieni qui. Un parù! Un vinto! Andiamo a casa! Sì! Figlia fortunata! Senti una cosa, e quando vieni? Come fidanzati all'angolo, sotto me balconi. Aspetta un segnale mia e vieni qui. Sì, all'angolo. Ma faccio un segnale, che queste persone non possono aspettare! Corro, Ma papà. faccio un segnale! Tu Maria, vai in cucina e dici a tutti di stare attenti. Tu Matteo, scendendo la portone da sud, lo spavento tutti. Sicuro arriva una carrozza. Sicuro, una carrozza. E minimo cucina. Ma che dico cucina? Sì, ma che dico sì? Su, senti, ho tu cavallo. Vai, Marco, vai. Speriamo che non vedessimo la furia e non parlare. Questi sono tutti nobili e letterati. E io, che sono ignorante, e speriamo che... Ma meglio che parlo più picca possibile. Meglio che parlo più picca possibile. Papà, sta finendo come fidanzato. Prima vuole parlare di Pittia e poi faccia i suoi. Sì, sì, figlia mia. Va. Ah, Basta. Buono, buono. Cavalieri,
Manfronio Casadoro, mio zio, chiedono di essere ricevuti dalla signoria vostra per chiedere la mano di vostra figlia, bellezza mia. Signor Marchese, io sono secco con il Robby. Non faccio ballare. Anzi, sono orgoglione. Oh, grazie. Tesoro, credo che sia opportuno che tu ti ritiri. Ti conosceranno dopo, ti sembra? Ma sì, cara, ha ragione, con permesso. Cavaliere, vado e torno con loro. Mi raccomando, trattateli e riceveteli come si conviene a persone di tale rango, bellezza mia. Maria, stai suonando freddo. Signore Benedetto, mandatemi la buona. Non sogno degno di ringraziarvi. Avete ricevuto la mia soddisfazione. Grazie. Grazie. Papà? Cavaliere Paolo Pignata. E ora come la saluto? Come io? Vuol dire che questa aristocrazia si userà così. Piacere della riconoscenza. Prego. Pozzo? Guardate, ci sono di qua. No, posso ballare. Ah, come va? Balli. Ah, signor Marchese, e per riconoscenza al signor Principe. Speriamo che mi trovi ben d'accordo come esperto. Sta scrivendo una riccia. Proseguisco. Come spero che mi perdonate, la vostra presenza mi fa diventare un mammaluco, anzi, un impotente. Sono imbarazzato di quello che dico. Io piglio mia figlia e ve la butto nelle vostre braccia. Mettetela sotto il vostro manto di aristocrazia. Amatela e proteggete. E sono il vostro affezionatissimo divoto, Cavaliere Paolo Pignata. Punto. Chiudi la riccia. Basta. Ora tocca a noi. Nicolino e Principe. Cominci tu, poi. Comincia tu, che finisci io. Prima di tutto, facciamoci conoscere la picciotta che deve imparare mio figlio. Subito, la vado a chiamare, con permesso. Che sì? Come un atto puttano. Bene, ma non esagerate. Quello che mi raccomando, parlate il meno possibile. L'interessante è che l'ha bevuta. Lui l'ha bevuta, ma nuace quando mangiamo. Dopo, senza che venga. Ecco mia figlia, la piccola Pignata davanti a voi. Elena, quello è il tuo secondo padre e quello è il terzo. E che è figlio di una cooperativa? Sono felicissima di conoscervi.
mia prete, vedendo mio figlio che picciava la mattina, che picciava il manzio, che picciava sì, che picciava no, E un picciatore completo! e non pensando la quale saltano alle gente la nostra sciatta, sono venuto nel vostro abituro per chiedere le mani di vostra figlia. Mio caro, ho detto mio caro, Dimmi no la prende. fratello, ne ce ne faccio 2 ore. Grazie, fratello. Io ho attentato con ansia il momento che mio nipote si ammalitasse. Nipote che per me è come un figlio. E dato che figli non ne ho, per colpa fisiologica di mia moglie, a morte mia tutti i miei beni andranno a lui. Beni che si ammontano su per giù intorno ai 30 milioni. 30 milioni! E che ci fanno, picche? Io ho visto all'uncuro. Naturalmente, oltre quello che ci do io. Essendo figlio unico, ci tocca tutto. Casi, palazzi, vicini, casi, palazzi, liquidi, oro, argento, eccetera, 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 che potete considerare a destra e a manca. Devo fare un po'. Sì, 5, 7, dalle 12 Alle 2:15. alle 25 milioni di euro. Non basta? Signore, eccellenza, io divento una formica. Modestamente noi siamo troppo ricchi, troppo ricchi. A noi il denaro, caro mio, ci cafolia. Ci mettiamo la naftalina. Ora ce ne punto uno. L'altro giorno, mio figlio mi dicesse: papà, sai qualche minuto nella sacchetta? Cosa? Io mi sono toccato e mi sono trovato un misero 1,5 milioni. Ma cos'è 1,5 milioni, fratello? Cos'è? Non l'hai visto mai? E ce l'ho dato. Anzi, che cosa ci hai fatto? Ci sa che tu, americanella, che c'è No, in verità dovevo pagare certi conti dal sarto e dei lavoretti in campagna, bellezza mia. Io vorrei invitarli a pranzo. Che dici? Posso permettere? Provateci, bellezza mia. Provateci. Signor Principe, signor Marchese, posso avere l'onore e la confidenza di invitarli a pranzo? Che offesa! Ma come si permette? Che offesa! Voi ci avete offeso! Ma che ci parliamo, porte le fare? Ma dico io! No, ma io era solo per festeggiare il compleanno di mia figlia e il fidanzamento. Se volete accettare, per me è un atto erotico.
consultiamo con fratello. Andiamo. Fratello. Prego, prego. Fratello. Su, ci dici no? Tu sai che succede, vero? Ma manco ci pensavo. No. Dice così. Ma, che dici? Accettiamo. Però nell'aristocrazia non si fanno feste ammucchiate. No, no. Quindi oggi restiamo un po' compleanno, domani per il fidanzamento. Ma sì, tutta mucchiacina, parlare tutta sumana. Tutto un mese, tutto l'anno. Mi mettete queste pensioni da artista che poi ci fino io, Avanti, Matteo, avanti. Cavaliere, c'è sta amico Don Giacomo. Ah, fallo passare. E questo mucchiere è sua figlia? No, cavaliere, io solo. So. Fallo passare. Scusatemi, ho una visita. Caro Paolo, mi dispiace, ma non posso restare a pranzo. Mia moglie e mia figlia, una ghira di cereale, da mangiare a buonanima e meiendo. E io più tardi sogno contato con lo sheriff di gettare fuori la mia casa d'un brutto, anzi quasi, delinquenti, ladri e truffatori, che oltretutto non solo non mi fanno i messaggi, ma mi fece uno scherzo che mi ricordo per tutta la vita, un'offesa imperdonabile, ma stasera c'è a sforare fuori, mi dispiace. Ma mi dispiace che non resti. Sì, ma prima che te ne vai, ti voglio presentare una stagione che hanno portato. Che ora diventiamo magari parenti. No, Paolo, non vedi come sogno con me no, e poi hai già che fa. Non vorrei che facessi malafuori a tu e giù. Va bene, ciao ciao. Ciao Paolo. Ciao Giacomo. Auguro. Grazie. Illustrissimi, bacio le mani. Ma dico io, Ma permetti? ma Ma io non lo so, ci va. presentare il tinto padrone di casa. Ma cosa tu? Ma siccome non mi conosci, A lei ci pare! E poi non lo senti io. Vuole entrare fuori a due? Perché non ci pagano i messaggi? Ma lei ci ha pensato? Onde si va al burgolo che stasera? Fratello! Onde si va al burgolo? oh, so perché io non... Comunque, domando scusa e anzi perdono. Volevo irmi da bagno a prendere qualche cosa. Sì, andiamo che è meglio. Andiamo, bellezza mia, andiamo. Io vi raggiungo dopo. Che faccio? Faccio 2 passi nel giardino e poi vengo. Andate. Fai pure. Andate. Oh, certo che è proprio bella la nobiltà, Solo che uno lanciamo pensieri, chi mai ha mangiato? Chi ci porta la famiglia? Come pago padrone in casa? Maledetta miseria! Ma questi 2 giorni me li voglio snobbare tutto fare!
Mannaggia miseria e ti chi tu mangiare che mangiare. Cioè mi ha stesso. C'è il campanello. O non solo. Al cucina qualcuno e mi porta qualcosa di mangiare. Comandi! O per da mangiare Maria Montieri. Messi vicini di Senta, non c'è bisogno che si ammuccia che io sono la cameriera da signorina e saggio tutte cose, avanti, che vuoi? Mariuzza! E che ci fai, Luca? Nicolino! Ma come sei combinato? Ma dici che sapevi tutte cose? O lo sai o non lo sai? Ma io sapevo che ho fidanzato la signorina, perché in casa portava a uno qualunque che faceva suo padre. Ma non che eri tu. Ma come te l'hai detto ci sto mine? Che dimmi una cosa, ancora lei da firma, non la vedo, ah? Non si può rialzare, come signoretto giù, da piccausato. Io faccio cameriera, e manco da fronte. E mi fare schicchi! Musaggio, perdonami, Mariuzza mia! Ah, Hai ragione! Per colpa mia tu che tu ci sta a fare la cameriera! Ma almeno tu mangi! Io c'è tanti che ti pensi da testa! Che se solo ti puntassi! che come, mi capo tutte cose voglio sapere. Da cucina, me ne conviene, tutte cose. Oh, ma pare campana ora. Ma pare campana ora tutto a posto, eh? Ma sì, speriamo che il cavaliere Ignato continui a credere, così potrò sposare la mia dolce, adorata, sentimentale, scusando l'espressione che Ignato mi ha detto, Elena, e se arriverò all'agognato traguardo del matrimonio, vi giuro, sul mio onore di marchese, che farò un bel regalo a voi e a quelli. Dove è andato? Ma che so, era paura. Questo? Oh, il cavaliere non c'è, devo annunciare una visita. C'è cosa, come punta? Cavaliere! Cavaliere! Oh, cosa? Non metto una bella voce. Cosa? La principessa di Casadoro chiede di essere annunciata. Ah, Niente che tanto la dicevo ammalato. io stesso. Niente che tanto ammalato. Io! Niente che tanto ammalato. A posto, sì. Ma giusto una tutte oggi. Ma che Ma so? come quando sapete? Ma come Oh, Casi! Pasquale, c'è una sorpresa! Ce n'è
troppo ardente. Il desiderio di conoscere la donzella che ha fatto perdere il ciricoppola al mio nipote. Ma dov'è? Me la potete mostrare? Dov'è? Subito, principessa, però mostro subito. La vado a prendere. Ma Yuri, non mi potevo stare in come mucchieri a farci compagnia? No, per forza va a vedere, per forza. Sentite, tu oggi potete trattare così a vostra moglie, ma a me non mi interessa. Marito, pretendo massimo rispetto. Tu sai, vero? Quando non ti conviene, ognuno fa la sua strada, ma prima va a tornare l'oro e a biancheria. Ti conviene? Ah, maledetta miseria! Se solo avessi ste soldi, e le passi e a così non sono messi più! Ste ricatti e stupidazioni! Fermi! Sogno! Casogno da mucchieri! Io non posso permettere, però a spezzare sta catena, questa strapalla! Oh, tinta cammarera, ora mi piace! Ah, non c'è anni che ti prometto una succhiata e bastonati! E ora, arriva un momento! Ma che succede? Signor Principe, signor Marchese, spiegate! Parrulio, di due sotto morti fame, visto un marchese e Don Pasquale Salassatura, visto un principe detto di Collino se ne vanno pubblico, e manco un po'. Isto calma per carità! Lasci che mi spieghi io. Ma prima permettetemi di fare uscire questa donna, la quale col suo comportamento ha dimostrato di nutrire per me bassi sentimenti. Ora fuori! Ci penso io! Va, lascia parlare! Arruga marito! Vai, non mi tirare! Signore, a sto punto non capisci più niente. Papà, ti prego, quando parlare sia fidanzato, ascoltalo! Ti prego, papà, pensa, ascoltalo! Cavaliere! Giuro sul mio onore che ho fatto tutto questo per la vostra insistenza di avere in casa vostra i miei parenti, i quali hanno già dato il loro consenso per iscritti. Io pensavo che la presenza di questi due avrebbe fatto più colpo e invece ha rovinato tutto. Chiedo umilmente perdono. Di questo mi rovinate. Ma prima permettetemi di dire che la vita senza vostra figlia per me non ha alcun senso! Alcun scopo per questa vita! Ma che pignata sigla!
quando avrà visto la mia adorata, la mia dolce, la mia sentimentale, e chi più ne ha. Elena sarà lui stesso a venire in casa vostra, bellezza mia. Lei. Figlia mia, ti benedico. Signor Marchese, la facessi felice. Cacà, se c'è uno che non può campare su New York. Bravo. Guardo. Vinto? Signor Marchese, allora facciamo servire sul pranzo? Finalmente. Sì, però sta due. Ma no! Stavo dicendo sto due. Dato che tu fatti finta parente, almeno la fate i fermatati. Ma sempre tu, Anzore. Oh, va bene, no? Favoriamo tutti già bene. Cavaliere, mi scusi. Con il suo permesso, mi voleva portare a mio marito da Banna che ci ha visto a fare un discorso longo. Non signore. Se il mio genero permetti, facciamo così. Ma sì, fate liberamente. Papà! I fidanzati a braccetto. Io do il braccio all'ex marchese. Marito, dai il braccio al defunto principe e resuscitato marito. Mi piace? Bravo! Benissimo, grazie. Cavaliere, a sto punto devo dire che siete un vero galantuomo. La vostra nobiltà d'animo supera qualsiasi titolo e posizione. Allora, bellezza mia, vogliamo andare? Bellezza mia, bellezza della sua fidanzata, bellezza dei miei mogli, bellezza dei cavalieri. E ora speriamo che potremo ir a mangiare in gran bellezza tutti assieme.